sinottico. Io inizio con la conclusione. Ho degli appunti che non leggo perché sono stato stimolato. Signori, i conti non tornano. Per quale motivo non tornano? Questa sera, in definitiva, parleranno in totale 17 o 18 passi governatori. I 15 nella scaletta, Giacona è stato passo governatore, Messina è stato passo governatore, per cui 17-18. Ognuno dei quali è convinto che nel suo anno di servizio ha lasciato il segno, espletando un'attività in modo mirabile. E allora l'incontro di oggi, gli stati più generali, qual è la finalità? Io ritengo che la finalità di oggi sia quello di fare il monitoraggio dell'esistente, di esprimere una valutazione se la nostra associazione sta andando bene o sta andando male, e questo con riferimento al modello organizzativo e al prodotto dell'associazione. Sul modello organizzativo io ritengo di non poter dire nulla perché non mi compete e non compete neanche a questa assemblea. Messina e Grimaldi hanno parlato perché le loro esperienze vanno oltre quelle nostre e quindi non parliamo del modello organizzativo, parliamo del prodotto dell'associazione per esprimere una valutazione sull'associazione. Per esprimere una valutazione sull'associazione ci sono due parametri, anzi tre, non sono due, sono tre. Il numero dei soci. Usciamo dall'equivoco, perché oltre che il numero dei soci dobbiamo parlare della qualità dei soci. E il consenso e il riconoscimento sociale che la società che conta ha nei confronti della nostra associazione. Incominciamo a dire con brutalità che uno dei limiti della nostra associazione e della quasi totalità di noi appartenenti all'associazione, in modo particolare delle figure apicali dell'associazione, è l'autoreferenzialità. Il modello organizzativo degli americani esalta il ruolo dei vertici. Se questi vertici non hanno un equilibrio mentale sufficiente, alla fine del mandato ritengono di essere dei papi in pensione, il secondo papa dopo. E non è così. E allora a me pare che sul consenso sociale siamo ai minimi storici. Non abbiamo consenso sociale, non siamo riconosciuti. Sui convegni, sui congressi nazionali, nella generalità dei casi, il massimo esponente del pubblico, degli apparati, è un viceprefetto, neanche vicario, un viceprefetto, cioè un funzionario, un impiegato dello Stato che ha quella carriera e così via. Nei mass media non siamo presenti, nella legge sul terzo settore, che sarà una delle opportunità, negli enti che fanno parte degli organismi centrali non ci siamo né noi né i Rotary né gli altri club service. E allora se su questo e perdiamo soci, ma la perdita dei soci, e questo signore è un equivoco nel quale cadiamo tutti, la valutazione non va fatta sul saldo. Nel club X sono usciti 50 soci, ne sono entrati 51 oppure 49, perché questo è fuorviante, va fatto sulla qualità di chi esce e sulla qualità di chi entra. E questo lo possiamo verificare tutti, seppure a livello così di sensazione. Purtroppo i conti non tornano perché la qualità di chi entra in linea di massima è notevolmente inferiore rispetto alla qualità di chi è uscito, sul piano del ruolo, sul piano della cultura. A questo punto io al mio anno di servizio faccio un solo riferimento. Sono stato governatore quando? Nel 2012-2013. All'inizio ho scritto una lettera al presidente Grimaldi, allora non era Fippe, era presidente, e esponendo le linee del mio programma. La cultura quale precondizione per svolgere una funzione e la sussidiarietà
quale elemento per la caratterizzazione della politica associativa. Il presidente Puigdemont è stato molto cortese, mi ha risposto e mi ha detto: caro Pogliese, tutte cose bellissime, io ti auguro, però ti faccio presente che tu hai davanti un modello Lions che non esiste. Quindi va bene, e in effetti io gli ho risposto nella sostanza dicendo: io sono disponibile a fare il governatore a queste condizioni, l'ho fatto a quelle condizioni, mi ero illuso che alla fine del mio anno avessi il consenso di un 20-25%, mentre che secondo me alla fine ho avuto il consenso di un 5%. Sono capo di un gruppo monolitico, eccezionale, che decide sempre a maggioranza, e questa è la caratteristica di questo gruppo, è che è costituito da un solo elemento che sono io. Però voglio dire, dal 2012 ad oggi io non ho cambiato idea. Non ho cambiato idea e in più occasioni ho evidenziato le criticità che anno dopo anno stanno arrecando dei danni all'associazione. E allora a questo punto taglio tutta una serie di pezzi di ragionamenti per essere acquiescente con il Presidente, che alla fine il muto basso si ci cucca, è giusto? E quindi faccio un passaggio sul piano del metodo. In questo stato generale, secondo me, non è importante sapere quello che ha fatto Franco e Amodeo oppure Pogliese, anche perché, signori, il mondo cambia. E noi oggi, se vogliamo essere più delicati, dobbiamo dire: ma siamo convinti che il modello attuale sia contestualizzato alla realtà di oggi? Usiamo un termine generico, non modifichiamo nulla, siamo stati tutti 15, tutti 20 eccezionali scienziati, però siamo convinti, e siamo convinti che abbiamo un appeal. A questo punto allora dobbiamo fare l'elenco delle eccellenze e delle criticità. Siamo al 3005, di queste 3005, 800-900 sono fidelizzati. Alcuni lo sono nella prospettiva di diventare governatore, diciamolo più chiaramente, però voglio dire, qualunque sciocchezza facciamo, scusate, qualunque evento serio che facciamo, 500-600 persone riusciamo a portarle dentro una sala, e chi fa politica sa che portare 100, 200, 300 persone non è facile. E allora voglio dire, e questa è un'eccellenza. Dei 3.500 ce ne sono 800-900 fidelizzati all'associazione. Diverse professionalità, il livello culturale medio, il livello culturale e sociale si è abbassato, però ci sono anche punti di eccellenza, e questa è chiaramente un'eccellenza della nostra associazione. Vogliamo vedere per le criticità? Una criticità è la discontinuità, e io non sono d'accordo con Franco Fene per Telenove. Non sono d'accordo nella misura in cui, per essere più credibile, dobbiamo dare la dimostrazione della concretezza. L'anno è ovviamente, ci sono energie nuove, ma non c'è il tempo sufficiente per poterlo realizzare. Dobbiamo fare meno cose, tutto quello, le cose che facciamo e che sono a metà, guardate che non sono inutili, sono dannose, perché proiettiamo all'esterno un'immagine di approssimazione. E allora, e mi avvicino alla conclusione, che cosa vi propongo? Propongo, innanzitutto c'è un elemento di aspetti positivi, la società di oggi, Covid, a livello nazionale, e la società Lions a livello più particolare. Guardate che quest'anno innanzitutto c'è un'opportunità. Lo scorso anno c'è stato un disallineamento fra Colluda e i vice governatori. Questo fatto, e non entro nel merito perché non è questa la sede né mi interessa, però questo fatto che cosa ha determinato? Che l'attuale governatore e i due vice si sono compattati. Questo è un fatto positivo dal mio punto di vista. Sono tutte e tre persone di qualità, due hanno maturato esperienza politica,
Il terzo ha tentato senza successo di maturare esperienza politica, quindi hanno la sensibilità politica, però sono 3 persone di qualità rapportate al livello dell'area. E allora voglio dire, tentate di non essere discontinui, perché ogni governatore rispetto all'altro ha messo qualche cosa per apportare una novità. Anche il mio amico Amenta ha percepito la utilità del service sui rischi, ma mentre che io parlavo di rischio sismico, lui ha parlato di rischi in genere. Il tutto è nulla, signori miei. Rischio sismico comportava gli ingegneri, gli ordini, la piattaforma della protezione civile. Il rischio in una società di oggi, che è la società dei rischi, è tutto, e tutto significa nulla, la discontinuità. Quindi cercate di essere continui. E poi, e concludo veramente, signori miei, il dilemma è solidarietà o sussidiarietà. E Pellegrino ha colto dicendo sì, va bene, solidarietà, sussidiarietà, ma cose concrete. Sulla solidarietà, la solidarietà di 500 euro del computer guastato alla parrocchia, signori miei, è offensiva all'intelligenza della gente. Dove bisogna fare solidarietà a livello di sistema, con un accordo con la Fondazione Mondiale e con l'utilizzo di una fondazione locale, e non entro nemmeno se deve essere quella vecchia o quella nuova, non è importante, ma l'utilizzo, la realizzazione di una fondazione distrettuale serve per fare sistema. Sussidiarietà, signori miei, dobbiamo avere il coraggio di dire che la sussidiarietà regolamentata dalla legge 3 del 2001, la legge costituzionale, che è nato più come fatto politico-partitico che non come fatto di mega politica, è fallita. E sapete perché è fallita? Perché i burocrati, che con la legge Bassanini sono quelle che ovviamente gestiscono nei fatti il potere tentando di non avere responsabilità, e questo è un altro tema, non hanno nessun interesse a consentirci un ruolo sussidiario. Però è anche vero che noi non abbiamo nessuna capacità di svolgere un ruolo sussidiario, che significa non la sussidiarietà nell'immaginare, ma un progetto candidato. E allora la conclusione, caro Presidente di questa Assemblea, è che noi dobbiamo mettere a fuoco una sussidiarietà intellettuale, intendendo per sussidiarietà intellettuale un obiettivo raggiungibile. E vi porto un esempio: Covid-19. Io non sono negazionista, però allorquando vedo dei medici di ospedale Marginale che vengono presentati come scienziati, se qualcuno mi chiedesse, io sono un aziendalista, mi fai il nome degli scienziati nell'aziendalismo, ne riuscirei a fare 1 o 2. È possibile che in Italia ci sono tutti questi scienziati nell'ambito della medicina? Io ho dei dubbi atroci, ma prescindendo che questa poi in fondo è una battuta, è fuori di dubbio che Conte e il suo governo, fin quando c'è il Covid, saranno a potere. E questo è un fatto certo. E allora voglio dire, nella comunicazione, che poi in fondo è una comunicazione governativa, perché gli scienziati sono nominati da Conte, le commissioni, fra cui qualcuna farlocca come quella di Colau è nominata da Ponte, io ritengo, e non sono negazionista, ritengo che si ha tutto l'interesse di mantenerci con questo aggeggio. E allora, concludendo, analizziamo le criticità, analizziamo le eccellenze, perché ce ne sono, e tendiamo di essere appetibili, perché la gente non entra, perché ci vedono come quelle che facciamo le gite e non ci caratterizziamo, perché noi che cosa siamo? Circolo per il creativo, assistenza e così via. Bene, grazie.